Allora, gentile Presidente, spettabili consiglieri, cari concittadini, cari amici, sono qui con il massimo rispetto di quest'Aula che rappresenta l'intera comunità veneziana. Sono un uomo con un incarico pubblico ed è giusto che dia spiegazioni pubblicamente del mio operato in merito all'inchiesta che mi vede indagato. Premetto che mi ritengo totalmente innocente e lo proverò in tutte le sedi opportune. Sono più di 9 anni che mi dedico a fare il sindaco di Venezia. Lo faccio a tempo pieno, sottraendo tanto tempo alla mia famiglia e ai miei affetti. Ho anche rischiato di lasciarci le penne a febbraio del 22. Più di 9 anni di lavoro, anche più di 12 ore al giorno, ore e ore di impegno e fatica. E oggi, come premio, sono qui a dover dimostrare la totale onestà del mio operato. Va bene così. Parlo ai consiglieri presenti, ma soprattutto ai cittadini e alle persone che mi stimano. Ci ho messo tutto me stesso, la mia faccia, i miei 63 anni di esperienza sul campo, la mia vita, tutto. È per questo che sono esterrefatto. Sono qui per una precisa scelta politica, perché c'è un tempo per la magistratura, di cui bisogna avere sempre il massimo rispetto, e un tempo per l'amministrazione della città. C'è un diritto e dovere a fare le indagini, di accusare e di difendersi, e un diritto e soprattutto un dovere di rimanere in carica, per non tradire il mandato ricevuto dai cittadini e le loro legittime aspettative di veder concludere le opere iniziate. Siamo in democrazia ed è bene che sia così. Ora tocca a me parlare e spiegare. Cercherò di essere il più asciutto possibile, ma abbiate un po' di pazienza comunque. Ci sono due grandi questioni ben distinte: i Pili e la Reyer da una parte, le contestazioni a Renato Boraso dall'altra. Partiamo dalla prima, che mi riguarda personalmente, insieme ai miei più stretti collaboratori, legata ai Pili e alla Reyer. Non ho fatto nulla di cui dovermi vergognare. Posso guardare in faccia chiunque, ma sono indagato e resto a disposizione della magistratura per rispondere a tutte le domande che mi saranno poste e ai chiarimenti richiesti nelle sedi opportune. Essendo una persona pubblica, però, già oggi devo e darò alcune risposte alle varie accuse che sono apparse sui giornali in questi giorni. Ovviamente mi difenderò specificatamente nelle sedi opportune e la mia intenzione è di tenere diviso il piano amministrativo politico dalla mia difesa giudiziaria, che verrà affidata ai miei legali. Voglio sottolineare che ancora oggi io non ho il diritto di conoscere gli atti di indagine che mi riguardano, che pare invece siano già in possesso della stampa. Pili. Alcuni temi purtroppo devo riprenderli per la quarta volta in Consiglio Comunale relativamente ai Pili, acquistati ad un'asta dello Stato nel 2005, 10 anni prima di diventare sindaco. Cosa si può fare ai Pili? Destinazioni urbanistiche, cubature e funzioni. Come già messo a verbale in questo Consiglio Comunale nel 2020 dal direttore dell'urbanistica Danilo Gerotto, di cui riprendo uno stralcio. Il primo strumento di pianificazione del Comune di Venezia risale al 1963, è per dimostrare che non ho fatto nulla ai Pili. Il primo strumento di pianificazione del Comune di Venezia risale al 1963, il primo piano regolatore generale del Comune. Tale strumento classifica l'area dei Pili come area destinata ad impianti speciali, destinata in maniera particolare a stazioni di autolinee. Il Comune, successivamente al primo piano regolatore, ha redatto una variante tecnica. Siamo nell'approvazione della Giunta regionale del Veneto del 1993, che identifica l'area dei Pili come aree per attrezzature e spazi pubblici di uso pubblico, in parte come parcheggi e in parte destinata a parco gioco e sport, disciplinato da due articoli, il 27 e il 33. Successivamente arriviamo a una variante cosiddetta ancora tecnica,
che stabilisce per il piano industriale di Porto Marghera, ovvero la varianza dal piano regolatore di Porto Marghera approvata dalla Regione Veneto nel 1999. E questo strumento introduce e classifica l'area di Pili come zona per attrezzature a scala urbana e territoriale, cosiddetto PUA, che viene disciplinato dall'articolo 33 delle norme tecniche del tempo. Il piano attuale non si chiama più piano regolatore generale, ma si chiama piano degli interventi e classifica quest'area come zona a verde urbano attrezzato di progetto VUA, disciplinato dall'articolo 47. L'articolo 47 prevede, fra le destinazioni d'uso, parcheggi, darsena, approdi attrezzati per imbarcazioni per attività di diporto, nonché dei rispettivi servizi, piazze con attrezzature commerciali alla scala di quartiere, spazi attrezzati per la sosta, campi da gioco e attrezzature per lo svolgimento dello sport all'aperto, nonché dei rispettivi servizi, palestre per lo svolgimento di attività ginnica, strutture ricettive per la ristorazione e pubblici esercizi, serre e giardini botanici, percorsi equestri, maneggi, nonché i relativi servizi, edifici e strutture per la manutenzione e per l'amministrazione del parco, uffici per l'informazione dell'utenza, attrezzature di interesse comune, edifici e strutture espositive museali e centri di ricerca, parchi divertimenti e area attrezzata per spettacoli viaggianti. Gli interventi di adeguamento di impianti speciali relativi alle reti di distribuzione dei sottoservizi. Gli interventi di questo articolo, di cui al comma precedente, saranno subordinati all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di un apposito programma di coordinamento che poi spiegherò. È datato 2012 e lo vedremo dopo. Grazie. La realizzazione delle opere previste dal programma di coordinamento per ogni comparto sarà subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di specifici PUA. E oggi invece questa competenza appartiene alla Giunta e lo spiegherò subito dopo. Sostanzialmente l'indice di cubatura di queste zone sono 0,5 metri quadri su metro quadro, dunque il territoriale, cioè vuol dire che di tutta l'area completa, pari circa in termini di cubatura, sarebbe 1,5 metri cubi su metro quadrato di area verde. Con l'approvazione del piano di assetto del territorio, approvato in data 2014, con la sottoscrizione da parte del Comune e della Provincia di Venezia del verbale della conferenza di servizi decisoria, ratificato dalla Provincia di Venezia con delibera di Giunta 128/2014, il piano regolatore e le sue varianti hanno acquisito, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 2004, il valore e l'efficacia di piano degli interventi. Come dicevo prima, ciò che prima si chiamava piano regolatore, oggi lo chiamiamo piano degli interventi, a seguito dell'approvazione del PAT. Con delibera del commissario straordinario 98/2014, che è intitolata Formalizzazione della compatibilità condizionata del contrasto tra i contenuti del PRG vigente e quelli del PAT approvato, ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 48 legge regionale 2004, la disciplina prevista nell'area VUA è stata identificata come compatibile con il PAT, cioè è vigente ancora oggi. La normativa, cioè del 1999 introdotta, è ancora vigente, con la possibilità di un ulteriore sviluppo attraverso la realizzazione di un nodo di interscambio modale da attuare con specifica variante del piano degli interventi. Ecco, questo è il PAT e questa è la delibera del commissario che dice, che classifica l'area e dice è vigente quello che già vige, cioè dal vecchio piano regolatore, cioè il VUA, ed è possibile attraverso varianti al piano degli interventi e nello specifico, essendo un'area complessa, attraverso accordi di programma, andare ad aumentare le destinazioni d'uso attraverso l'introduzione di un nodo di interscambio modale su quest'area qua. Con delibera di Consiglio Comunale numero 26 del 19 marzo 2012, io ricordo sempre, sono stato sindaco nel 2015, il Consiglio Comunale individua l'ambito da assoggettare al piano di recupero di iniziativa pubblica ed era quello che avevo detto prima.
che è contenuto nella norma dell'articolo 47. È stato definito quindi il limite di comparto che assoggetta l'area dei pili a piano di recupero di iniziativa pubblica, altrimenti l'area non era attuabile. Dunque, è dal 2012 che l'area viene individuata come area in cui lo sviluppo urbanistico è possibile farlo attraverso un PUA. Dunque il PUA deve rispettare tutti gli indici e le destinazioni che ho appena detto, contenuti nella norma del piano regolatore. Se prevede destinazioni diverse, come dovremmo fare la variante come previsto per il PAT. Ricordo a tutti che l'articolo 20 della legge regionale 11-2004, così come modificato dal comma 1 articolo 16 legge regionale 2018 numero 15, in coerenza con la disposizione di cui all'articolo 5 comma 13 lettere del decreto legge 70-2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 numero 106, il cosiddetto decreto Salva Italia, individua la competenza per l'approvazione del PUA in capo alla giunta comunale. Ricordo che io non ho fatto nulla su sta roba qua. Devo, signor Sindaco, questo è sempre Gerotto che continua a parlare, devo, signor Sindaco, anche puntualizzare, mi consenta, che in riferimento alle notizie apparse recentemente a quel tempo sulla stampa relative allo sviluppo dell'area, denominati i pili, comunico che le ditte citate nei testi non hanno mai avuto contatti con questi uffici, gli uffici di questa direzione, che dirigo dal 2018, ma che da verifiche fatte all'interno dei miei dipendenti anche nel 2017 non ha mai avuto contatti con queste persone né per via diretta né indiretta, attraverso altri uffici del comune, nemmeno dal gabinetto del sindaco. Devo precisare inoltre che agli atti della direzione non risultano corrispondenze o istanze relative allo sviluppo dell'area in questione, sia da parte delle ditte citate negli articoli, ma neppure da parte di altri soggetti nel periodo della passata e dell'attuale legislazione. Cioè, gli uffici dell'urbanistica non si sono mai occupati di quest'area qua. Non è stato fatto niente ai pili. Relativamente al tema del PUMS, riporto il mio intervento nel Consiglio Comunale del 2011 e cercherò anche qui di essere breve. Scusate. Relativamente al PUMS, riporto il mio intervento nel Consiglio Comunale del 2021, scusate, e cercherò di essere breve. È un atto pianificatorio trasportistico di carattere generale, il PUMS, che oltre agli elementi oggettivi di analisi di contesto e di flusso, prende a riferimento gli altri atti di pianificazione vigente, approvati negli anni passati, prima della mia amministrazione. Si chiama continuità amministrativa. Solo per ricordare di più, il PUMS che abbiamo adottato nel 2019, nella scorsa amministrazione, prende a riferimento ed è coerente con le previsioni del PAT, piano di assetto del territorio, e del PUM, piano urbano della mobilità, approvati questi due piani importantissimi ben prima che io fossi sindaco. Infatti il PUM del Comune di Venezia, piano urbano della mobilità del Comune, è stato approvato dal Consiglio Comunale il 4 febbraio 2010. In esso, in questo piano, ci sono delle possibili proposte di intervento, tra le quali una riguarda il nodo di San Giuliano Pili del 2010. Riporto espressamente dalla relazione tecnica di luglio 2009, il nodo di San Giuliano prevede sia integrato con attrezzature per l'interscambio tra mezzi privati e quelli pubblici ai pili. Sto leggendo testualmente, data anche l'alta offerta di mezzi pubblici che transitano in quel luogo. Nuove fermate SFMR, STG, tram, autobus, cui aggiungere una linea di trasporto lagunare dal canale Brentelle per San Basilio Zattere, San Marco e prosecuzione fino al Lido. Era tutto scritto nel 2009, scritto nel PAT, piano di assetto del territorio, che voglio ricordare è lo strumento urbanistico più importante che ha un comune. Per l'area dei pili, appunto, nel PAT è prevista da subito la funzione terminal. C'era proprio un T, specificato nelle norme tecniche. Leggo testualmente: realizzazione nel PAT di un sistema di mobilità pubblica fortemente ancorato alla nuova modalità del tram, per incentivare l'utilizzo di questa rispetto a quella privata su gomma, anche in relazione al ruolo strategico di interscambio, che in relazione al consolidamento del fascio infrastrutturale lungo il Ponte della Libertà deve assumere l'ambito dei pili.
Il Consiglio Comunale, signori, attenzione bene, ha adottato il PAT nella seduta del 30 e 31 gennaio 2012. Io sono diventato sindaco nel 2015. Nel 2012 io sono stato eletto nel giugno 2015. Era già stato tutto pianificato in senso tecnico dalle amministrazioni precedenti. Altro su questa cosa noi non abbiamo fatto, non ho mai fatto nulla, come avevo detto, mai fatto niente. Rapporti con il signor Lotti e Mr. Ching. Per chiarezza, mi sembra dalle carte e da tutto quello che ho letto fino adesso che tutta questa vicenda sia basata sulle dichiarazioni del signor Vanin e dai molti documenti da lui prodotti. Adesso vi do la mia versione, anche se necessariamente sintetica. Per quanto riguarda i rapporti con Mr. Ching, ricostruiamo la situazione temporale. Non dimentichiamoci che a giugno 2015 il comune era praticamente in predissesto e l'economia italiana veniva da una recessione del triennio precedente. È da quando mi sono insediato che ho dato grande importanza ai rapporti, che non possono essere che personali, con gli investitori, italiani o stranieri, per convincerli a scommettere sulla nostra città, in competizione con le altre aree urbane del mondo. Non è questo il luogo di citarle dettagliatamente, ma tante sono le iniziative private che sono state portate in città in questi anni e sono sotto gli occhi di tutti. Tante altre invece non hanno mai trovato compimento, o perché non in linea con la direzione strategica dell'ente o del mandato elettorale, oppure perché non c'erano poi i fondi per essere realizzate. Ad aprile 2016 ho incontrato a Cafarsetti Mr. Ching, che risulta essere uno degli uomini più ricchi di Singapore, rappresentante di un gruppo quotato alla borsa di Singapore, ed era interessato, per il tramite operativo suo italiano del dottor Lotti, ad acquistare degli immobili a Venezia, dopo aver sviluppato operazioni molto importanti a Londra e a Dublino. È a questo che fa riferimento il video dell'incontro nel mio ufficio con Mr. Ching, il signor Lotti e tutto il loro staff, alla presenza di assessori e altre persone, che conferma fin dall'inizio la trasparenza del mio operato. Lo rivendico come prova a mio favore. Come negli altri casi, sono state illustrate le diverse possibilità di investimento nel territorio, con le schede dei beni alienabili prioritariamente del comune, Vega e Ive, nonché i vari buchi neri, sia pubblici che privati, come l'ex ospedale al mare, l'ex Umberto I, i terreni ex Indial. Vedendo la mappa della città, è stato lo stesso Mr. Ching a chiedere informazioni sull'area dei Pili, in quanto gli ricordava un'area similare che stava sviluppando a Londra, sempre sul waterfront. A questo punto gli è stato detto che il riferimento era la società Porta di Venezia, proprietaria dell'area. Palazzo Donà e Papadopoli. Dopo quell'appuntamento si sono concretizzati con Ive e quel comune due alienazioni, Palazzo Donà e Palazzo Papadopoli. Quella vendita dei due edifici, dopo anni di aste andate a vuoto, voglio considerarla un risultato molto positivo per l'ente pubblico. Erano nel piano delle alienazioni del comune da prima che io arrivassi e le casse del comune avevano bisogno di risorse per come le avevo trovate io, vuote. La procedura è stata meramente amministrativa. Io personalmente ho dato solo mandato agli uffici competenti di fare tutte le procedure pubbliche relative per venderli, perizie, avvisi pubblici e aste pubbliche. Altro non ho fatto e di null'altro mi sono occupato. Per quello che mi è dato sapere, sono state rispettate le norme e aggiungo che si è ottenuto un risultato molto importante, soprattutto in quel momento delicato per le finanze della città. Di queste risorse la città ne aveva bisogno come l'ossigeno. Lì. Pili, Pili.
Sempre a seguito di quel primo incontro, ad aprile 2016, mi risulta sicuramente che ci siano state delle interlocuzioni tra gli investitori e Porta di Venezia, proprietaria dell'area, per le ragioni sopra espresse. L'obiettivo per Porta di Venezia era la verifica della possibilità e della fattibilità tecnica ed economica per la costruzione anche di un palasport. È pubblica da anni la necessità di una nuova arena in istruzione del Tagliercio per le gare ufficiali delle squadre di basket in A1 e delle coppe europee, vista anche la diffida della Federazione Italiana Basket a poter continuare a disputare tutte le gare dei playoff in impianti da gioco come quello cittadino. Solo a dicembre 2017 ho rivisto per la seconda e ultima volta Mr. Ching, che ho ospitato a casa mia per omaggiare un grande investitore mondiale e per vedere qual era la proposta che avevano preparato. Alla riunione, che credo sia durata meno di un'ora, erano presenti il rappresentante di Porta di Venezia Luca Gatto, Mr. Ching, il dottor Lotti e il signor Vanin, oltre ai miei collaboratori Maurice Ceron ed Eric Donadini. Purtroppo il progetto era troppo impattante e non mi è piaciuto per niente di quello che avevano ipotizzato e ho avuto grandi dubbi sulla bontà del progetto stesso, il cui obiettivo principale doveva essere la realizzazione del palasport a servizio della città. Credo che in quell'occasione Mr. Ching e il dottor Lotti abbiano capito che non c'erano le condizioni per continuare, ma ci siamo lasciati in maniera cordiale e non li ho più rivisti né sentiti. Per me, Mr. Ching e il dottor Lotti rimangono persone per bene e rispettabili. Per quanto mi riguarda, mai ho promesso o chiesto nulla a nessuno, mai. Lo ribadisco e lo ripeto, mai ho chiesto nulla, mai mi hanno offerto niente. Blind trust. Rispetto all'assetto societario, riprendo quello che ho già ricordato nel Consiglio Comunale del 2021. Chiariamo subito che non ero e non sono in alcun modo obbligato a costituire un blind trust, né da motivi politici né da motivi giuridici. Dopo essere stato eletto, proprio su sollecitazione pubblica, tra l'altro di un importante esponente dell'opposizione di questa città, ho approfondito la questione e ho creato il mio blind trust alla fine del 2017. Solo per ricordarlo, quando sono diventato sindaco di Venezia nel 2015, non ero più amministratore di alcuna delle mie società. È ovvio che tutto il gruppo e le singole società stanno continuando a operare con il proprio personale e i propri dirigenti. Ricordo che al trust che ho conferito tutte le mie azioni e al trustee che siede al posto mio nel consiglio di amministrazione della holding delibera in piena autonomia, trattandosi proprio di un trust cieco. Così funziona un trust. Le azioni vengono conferite al trust, ripeto, non è e non è mai stato obbligatorio, non lo era prima e non lo è oggi, ma spiego come funziona un trust. Così funziona un trust. Le azioni vengono conferite al trust. È ovvio che tutto il gruppo e le singole società stanno continuando a operare con il proprio personale e i propri dirigenti. E nell'occasione voglio ringraziare tutti loro pubblicamente per la grande pazienza e per l'esposizione anche personale a cui li ho sottoposti. Tutto questo per il mio sogno e la mia utopia, sì, la mia utopia, di intervenire personalmente nella vita politica e sociale di questo paese e di questa città. Rivendico con orgoglio, senza timore di essere contestato, che chi ha un'attività imprenditoriale, un'impresa più o meno grande, possa decidere di impegnarsi nell'attività politica. Lo rivendico. Questa è la democrazia e lotterò sempre contro quella parte politica che pregiudizialmente ritiene l'imprenditore che si candida ad amministrare la vita pubblica in conflitto di interessi in quanto tale. Ho trasferito ho,
Ho trasferito al trust con un atto notarile, qualcuno diceva che non l'avevo neanche fatto, con un atto notarile nel dicembre 2017 le quote di mia proprietà per non dover essere chiamato a votare in assemblea della capogruppo e non essere informato sulle decisioni strategiche del gruppo stesso. Le mie indicazioni alla nascita del trust erano proprio che gestissero le aziende in continuità col mio spirito imprenditoriale, costruito su tanto lavoro e tanti progetti, sempre con correttezza e onestà. Nell'ambito delle 26 società confluite nel trust, Porta di Venezia è una società di scopo e ha solo la proprietà dell'area dei Pili, con l'obiettivo della messa in sicurezza a cominciare dalla caratterizzazione dei suoli come per le altre aree inquinate di Porto Marghera, seguendo tutte le complicate normative per la gestione dei terreni contaminati e per arrivare a un progetto di disinquinamento. Collaboratori personali coinvolti. Rispetto ai collaboratori personali coinvolti, voglio ricordare che da sempre delego molto, ma poi sul risultato finale non faccio sconti. Maurice Ceron, prima di essere il direttore generale e capo di gabinetto, è un amico, una grande e brava persona, onesta. Chiunque l'ha conosciuto può testimoniare di come sia totalmente votato a risolvere problemi di ogni genere, sempre con grande autonomia e autorevolezza nei risultati conseguiti. Derek Donadini, oltre a essere anche lui una gran brava persona, ha un ruolo di tecnico consulente, è al mio fianco da tanti anni. Ho già spiegato nel 2020 i suoi rapporti e le azioni che ha posto in atto col signor Vanin. Ha affrontato in 9 anni centinaia di questioni tecnico-giuridiche di tutti i tipi, avendo un grande know-how a disposizione, sempre in autonomia. Reyer. Un altro tema toccato dagli inquirenti è la Reyer, una delle mie passioni più grandi, perché non ci sono solo le finali scudetto e le coppe europee, ma c'è soprattutto un progetto sociale e pedagogico, prima ancora che sportivo, che non ha paragoni in Italia. Decine di società, anche internazionali, ma soprattutto migliaia di bambini e ragazzi con le loro famiglie. Ma anche la Reyer è una società ed è normale che in questi anni abbia agito, disegnato e realizzato progetti compiendo delle scelte come è giusto che fosse. Negli ultimi 9 anni hanno conquistato sul campo 2 scudetti maschili, 2 scudetti femminili, una Supercoppa femminile, una Coppa Italia, una FIBA Eurocup maschile, oltre a tante vittorie e tanti scudetti nei settori giovanili. Federico Casarin è come un fratello per me. Federico Casarin è come un fratello per me. Mi dispiace tanto che sia stato anche solo sfiorato da sospetti o illazioni. Non riuscirete ad abbattere la nostra volontà di difendere la Reyer, che è un pezzo della storia sportiva di questa città. Questo è un progetto che sta in piedi grazie ai privati. Nessuno si lamenta degli oltre 10 milioni di euro all'anno con i quali il Trust, su mio mandato già nella sua costituzione, sta continuando a finanziare il progetto Reyer. Più di 10 milioni all'anno. Lo sa bene chi si occupa di sport. Libera iniziativa dei privati di sponsorizzare, ciascuno in base alle proprie possibilità e sensibilità. Per questo tutti gli sponsor della Reyer vanno ringraziati pubblicamente, come peraltro tutte le aziende, piccole e grandi, che sostengono lo sport nelle diverse discipline e modalità. Non mi sono mai sognato né di aver chiesto una sponsorizzazione per la squadra, né tantomeno mi sono mai sognato di aver dato vantaggi a chi sponsorizzava la squadra. Mi dispiace tanto per questa montagna di sospetti e accuse, più o meno velate, di opacità che ci sono arrivate addosso. Forse dovrei chiedere a qualche consigliere qui presente se posso ancora urlare ai giocatori o all'allenatore, se posso ancora informarmi sul mercato e sullo spogliatoio. Almeno quello mi sarà concesso. Capitolo Renato Boraso.
Rispetto al secondo filone dell'inchiesta e alle azioni riferite a Renato Boraso e che coinvolgono altri soggetti, mai e poi mai avrei pensato a una cosa del genere. Per essere ancora più chiaro, non ne so assolutamente nulla. Ho letto le due intercettazioni sui giornali che mi riguardano e vorrei spiegare in modo chiaro. In quelle occasioni ero molto arrabbiato e infastidito dal comportamento dell'assessore, di queste continue pressioni politiche, chiacchiere e promesse che io non sono proprio abituato a fare. Il mio riferimento, mi stanno domandando a me se tu domandi soldi, lo spiego perché ero molto arrabbiato e nel dubbio, anche per provocarlo e vedere come avrebbe reagito, volevo capire se fosse uscito qualcosa di più. Mai e poi mai avrei anche solo lontanamente immaginato una tale situazione. Urlandogli contro, volevo fargli capire che il suo approccio, legato alla continua richiesta di appuntamenti e azioni da fare, da progettare, di cui alcune delle quali dal mio punto di vista era giusto approfondirne la fattibilità, era sbagliato. Mi infastidiva questo modus operandi superficiale e alla fine mi sembrava in quell'occasione legato a un'attività politica fatta più all'antica, su tante promesse piuttosto che su fatti concreti, come invece sono abituato a fare io. Mi pare evidente dalle due intercettazioni che non ero d'accordo col suo modo di fare, ma mai avrei potuto anche solo pensare quello che poi è emerso dall'indagine. Quanto a riferimento allo sradicamento, mi riferivo a questo metodo politico troppo esposto e troppo superficiale. Se avessi avuto qualsiasi informazione, anche minima, circostanziata, non avrei avuto alcun dubbio, alcuno. L'avrei rimosso immediatamente dalle deleghe e denunciato alle autorità competenti. Ovviamente Renato Boraso ha rassegnato le dimissioni da assessore, ha tutto il diritto di potersi difendere nelle sedi opportune e chiarire la sua posizione. Parimenti, anche le altre persone coinvolte citate, molte delle quali non conosco neanche personalmente, avranno tempo e modalità per chiarire le proprie posizioni nelle sedi opportune. In ogni caso, se le accuse saranno confermate, come già comunicato ai consiglieri di maggioranza, la posizione dell'amministrazione sarà comunque di costituirsi parte civile in tutte le fasi del giudizio, a tutela del buon nome dell'ente e di chi ci opera quotidianamente. Io sono sempre stato dalla parte della legalità e della legge e se qualcuno ha sbagliato pagherà, ovviamente. Io auguro a voi che non succeda mai a voi questa roba qua. Ho dedicato la mia vita a questo. Io sono qui di fronte a voi e continuerò a farlo perché sono una persona pubblica. Ma per tutte le altre persone coinvolte, niente processi di piazza. Sono e resterò sempre un garantista. Ho assoluta fiducia della magistratura che farà il suo corso, con i suoi riti e i suoi tempi. Società partecipate e azioni previste. Scusate, non è facile, perché vedo una vita di 9 anni di lavoro passarmi davanti. Va bene. Urlate pure. Società partecipate e azioni previste. Per quanto riguarda la situazione delle società partecipate coinvolte, ho chiesto una relazione alla direzione del Comune di Venezia, area economia e finanza, settore società, organismi partecipati, istituzioni, fondazioni e enti esterni, che riporto integralmente la relazione. Si trasmette la presente alla luce delle notizie di cronaca e degli atti giudiziari che hanno recentemente visto coinvolte alcune figure dirigenziali apicali di società controllate dal Comune di Venezia.
Relativamente alle ripercussioni della vicenda in esame su alcuni direttori di società controllate dall'amministrazione comunale, non è possibile entrare nel merito delle fattispecie penali contestate ai singoli indagati. Emerge tuttavia la necessità immediata di avviare tutte le possibili iniziative volte a tutelare l'immagine, il patrimonio e l'ordinaria operatività delle società coinvolte. L'eterogeneità dei fatti che sembrano essere contestati ha già imposto di avviare un'analisi approfondita e puntuale delle singole posizioni, alla luce delle informazioni a disposizione che risultano ancora incomplete, per attivare una tempestiva ed efficace azione a tutto tondo. La complessità delle vicende richiede un tempo tecnico non necessariamente lungo per consentire alle società, in coordinamento con l'amministrazione, di valutare i presupposti per eventuali iniziative volte a una revisione delle deleghe operative o avvicendamenti nei soggetti coinvolti, evitando tuttavia azioni premature che possono rischiare di risultare in seguito infondate e o lesive dei diritti dei lavoratori sotto il profilo giuslavoristico. A tal fine, l'amministrazione sta condividendo con gli organi amministrativi delle società il percorso tecnico-giuridico che si è già intrapreso, che sulla base della normativa di riferimento vede in primis coinvolti gli organismi di vigilanza e i collegi sindacali di ogni partecipata. All'esito dell'attività svolta da questi organi, in coordinamento con le strutture tecniche dell'amministrazione, si potrà avere il corretto e completo quadro di riferimento, che permetterà di poter prendere a ragion veduta eventuali decisioni in campo disciplinare e organizzativo. Si rappresenta come già si sia proceduto, in accordo con il soggetto interessato, a far venir meno il ruolo del direttore generale della Immobiliare Veneziana SRL dal 24 luglio ultimo scorso. Si evidenzia come in data 29 luglio 2024 i consigli di amministrazione di AVM SPA e di ACTV SPA abbiano preso atto della rinuncia alle deleghe relative agli acquisti e appalti da parte del direttore generale e del direttore del settore gare e contratti per la redistribuzione delle stesse ad altri dipendenti. In data 30 luglio si è tenuta l'assemblea di Vela SPA, in cui, in coerenza a quanto deciso dai consigli di amministrazione di AVM e ACTV, si è provveduto a revocare le deleghe in tema di acquisti e appalti al direttore generale e si sono attribuite ad altro dirigente del gruppo. Anche Insula SPA e Casinò SPA hanno avviato le verifiche necessarie rispetto ai fatti che sono emersi rispetto ai due direttori generali, tenendo appositi consigli di amministrazione in cui si è dato mandato ai presidenti di agire con le necessarie misure a tutela delle società. Il 31 luglio si è tenuta l'assemblea straordinaria di IVE, in adempimento delle previsioni della deliberazione di questo Consiglio Comunale numero 55 del 18 luglio 24, in cui vi è stata l'approvazione della formale messa in liquidazione della società e la nomina di un collegio tecnico di liquidatori. Questa relazione, che ho voluto leggere integralmente, è dovuta anche per tranquillizzare le migliaia di dipendenti interessati e le relative famiglie, nonché i cittadini e gli stakeholder. C'è piena continuità operativa. Parimenti, rispetto alle deleghe prima affidate a Renato Boraso, ho chiesto alla Segreteria Generale di fare un'indagine interna per verificare lo stato dell'arte di ogni suo referato e un approfondimento in termini di programmazione, dato che, come previsto dallo Statuto, quelle deleghe le ho avocate, per ora a me. In ogni caso, diversi direttori e dirigenti con le relative strutture stanno operando secondo gli obiettivi fissati e le missioni di bilancio previste. Sarà poi tutto relazionato al Consiglio e alle commissioni competenti. Il mio futuro. Prendo un attimo una pausa per un bicchiere d'acqua. Era il momento di urlare dimissioni. Allora, ti provo e continuo a guardare in faccia. Così mi vedo meglio.
Allora, momento un attimo, tanto dopo parleranno non tanto di il mio futuro. Sui giornali qualcuno ha parlato della mia carriera politica. Si vede che proprio non mi conosce affatto. Non l'ho mai cercata. E soprattutto, scusa, senti un attimo, no? E soprattutto non credo nemmeno sia un valore per se stessa. La politica si fa solo se puoi contribuire al bene collettivo. Questo ho sempre perseguito, in totale purezza della mia coscienza. È la mia vita ed è la mia storia. Solo i cittadini, gli elettori, misurano politicamente nel segreto dell'urna se hai fatto bene o male. Questo è il grande valore della libertà e della democrazia, alla faccia di chi utilizza sistemi di pressione o di strumentalizzazione a seconda solo delle proprie convenienze. Ai consiglieri di municipalità e a quelli del Consiglio Comunale entro il perimetro della maggioranza, ma anche a qualcuno più serio nell'opposizione, dico di non avere paura. C'è chi è stato anche minacciato o offeso, più o meno velatamente. Sono atteggiamenti squadristi. Non abbiate paura. Non abbiate paura. Non abbiate Non abbiate paura di chi oggi urla e stride. Sappiate che davvero ho operato per il bene collettivo, mettendo a disposizione tutto me stesso, anche la mia esperienza nelle trattative con i privati e con le aziende che vogliono crescere, agire, realizzare i propri sogni e i propri sviluppi, creando nuovi posti di lavoro, sempre nel rispetto della legge, della trasparenza e dei principi di sostenibilità. Così è stato e tutti vedono gli sviluppi e la crescita di grandi e piccoli progetti, pubblici e privati, nella logica della sussidiarietà e del dibattito. Il contrario, esattamente, di quello che vuol fare la sinistra, con le idee del blocco continuo a tutto, il sospetto, l'invidia sociale, distribuita quotidianamente ai propri sodali. Io faccio e farò esattamente l'opposto e difenderò con tutto me stesso questa visione politica. Questo è coraggio, signori miei. Come promesso in campagna elettorale, svolgo il mio mandato di sindaco senza percepire alcuna indennità. Nel mandato precedente ho lasciato al comune per destinargli a progetti di solidarietà 489.000 euro, mentre per quanto concerne il mandato in essere ho rinunciato alla data del 31 luglio 2024, ho rinunciato a 494.000 euro, numeri forniti dalla direzione finanziaria del comune, senza considerare i mancati rimborsi spesa e le spese e le trasferte pagate sempre di tasca mia. Oltre 1 milione di euro risparmiati dall'amministrazione. Nessun vanto, ma solo ho mantenuto una promessa fatta coi cittadini che mi hanno votato. Ma è bene ribadirla, perché a leggere la stampa e a guardare i telegiornali sembra tutto il contrario. Non sono certo venuto a convincere chi legittimamente non la pensa come me e che ancora prima di ascoltare la mia relazione ha già pronta la sua prolusione. Immagino già con frasi tipo: abbiamo ricevuto risposte imbarazzanti, il sindaco balbetta, sono deluso. Io sono qui per tranquillizzare le migliaia di persone che mi hanno votato in comune. Quelle che non mi hanno votato, ma sanno che sono una persona onesta, e quelle che mi sostengono in ogni parte d'Italia. Perché ancora una volta la libertà dei singoli e delle imprese va difesa da un clima di rancore e di paura del futuro. Non lo permetteremo, in linea con la mia coscienza, non lo permetteremo con le mie convinzioni, in linea col mandato politico e i programmi che abbiamo sempre dichiarato e che abbiamo per la stragrande maggioranza già raggiunto. Difenderemo sempre la libera iniziativa privata, gli investimenti delle imprese che sono il vero driver dello sviluppo economico,
per la creazione di posti di lavoro per i giovani e per il rilancio di quelle che ho sempre chiamato le città di Venezia. Ho letto striscioni con scritto riprendiamoci la città. La città resta di tutti, perché vi possa essere un futuro di emancipazione e di crescita economica dei singoli e delle imprese, grandi e piccole. Non è di qualcuno, non è di qualcuno la città o di qualche parte politica. Ci facciamo intimidire da questi personaggi? Li difenderò comunque, vi difenderò comunque e governerò anche per voi, perché la libertà è anche il diritto di dissentire e criticare, ma dentro le norme costituzionalmente previste. E poi il tempo è galantuomo. Leggendo i giornali e qualche post, c'è qualcuno che vorrebbe fermare questo treno in corsa. Manca poco, manca poco. Leggendo i giornali e qualche post, c'è qualcuno che vorrebbe fermare questo treno in corsa. Ora che la macchina comunale è stata rimessa in moto, siamo usciti dal predissesto finanziario, abbiamo i conti in ordine, l'opposizione vorrebbe bloccare i progetti in corso e, se potesse, cancellare e far dimenticare i risultati ottenuti. Se potessero, riscaverebbero il buco del Lido, riporterebbero il sistema di raccolta a Venezia coi sacchi nelle calli, così da far contenti gabbiani e pantegane. Il mercato coperto di San Michele a Mestre sarebbe ancora sotto i tendoni provvisori. Le biblioteche comunali aperti solo dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio. Non solo, i cimiteri sarebbero ancora abbandonati. Non partirebbe mai la nuova piazza Mercato a Marghera, per non parlare dei chilometri e chilometri di rete ciclabili che consentono e connettono finalmente molte parti della città, della nuova stazione di Mestre, di cui vedremo brevi cantieri, dell'ex Umberto I e dell'ospedale al mare, che saranno riqualificati grazie proprio ai privati, della questura di Marghera, il cui progetto presenteremo a settembre, del rifacimento delle rive a San Marco e della messa in asciutto della piazza, di Pellestrina, che non ha mai visto così tanti investimenti in questi anni, dalla fibra ottica che ha raggiunto tutta la città, compreso anche le isole. Voglio ricordare anche il Mose, che con loro, se e chissà quando sarebbe entrato in funzione. Il bosco dello sport, il bosco dello sport, il bosco dello sport con arena e stadio, proprio adesso dopo 40 anni che è addirittura d'arrivo, sarà la prima cosa che hanno già qualcuno di loro dichiarato di voler bloccare. Complimenti. Questa sarebbe stata la città senza il coraggio di chi l'ha governata. Quante situazioni abbiamo avviato in 9 anni? Quante situazioni abbiamo avviato in 9 anni? Quante innovazioni? Quante difficoltà abbiamo superato? Pure l'acqua Granda a 187 centimetri con la distruzione della città e 2 anni di pandemia. Non è questa la sede per fare l'elenco completo. Lo faremo a tempo debito, ma di fronte a questo shock dobbiamo reagire. Come sempre, risponderemo continuando a lavorare ogni giorno, con impegno e passione, ancora più determinazione, nell'interesse concreto di tutti i cittadini. La pressione mi piace, mi fa sentire vivo. Io in fondo sono uno sportivo e le sfide mi piacciono, soprattutto le più difficili. Non mi dimetto, credo fortemente nella giustizia. Credo fortemente nella giustizia e mi difenderò nelle sedi opportune. Ho difeso anche l'investimento col bando delle periferie per finanziare i nuovi lotti della Cittadella della Giustizia a Piazzale Roma, che l'opposizione di allora contestava. Andrò fino in fondo, lotterò per dimostrare la mia onestà e la mia integrità, non senza completare le tante attività intraprese per il lancio della città che adoro, dove sono nato e dove tra poco cresceranno i miei nipoti. Duri i banchi, fioi!